Da tantissimi anni vengo in Sicilia dal 1984, quando ancora ragazza, si può dire, andai a trovare un amico musicista a Catania, il quale aveva vinto un concorso e per me era la prima volta, ci andai in treno, lei si figuri, insomma, quasi 2 giorni di viaggio. E quando arrivai lì, mi si spalancò un mondo nel senso che tutti mi dicevano: ma sei matta, andare in Sicilia, ti ruberanno tutto, guarda che chissà cosa ti succede. E questa cosa invece a me mi aveva molto stimolato, no? Anche perché studiando i miti avevo proprio voglia, no? Di andare a vedere. E quando arrivai a Catania non avrei più voluto andare via, cioè era come se fossi arrivata a casa in un certo senso, c'era un ventre che mi ha accolta, pur non, allora non capendo bene, insomma, il dialetto, poi ho imparato ad ascoltare, eccetera. E però da quella volta io non l'ho più mollata la Sicilia, cioè, perché è qualcosa che non si può neanche tanto spiegare, perché bisogna viverlo. E comunque sono state le persone che mi hanno fatto innamorare della Sicilia, sono stati i siciliani, perché le cose, per quanto siano straordinarie, belle, uniche, sono cose, sono palazzi, sono opere d'arte, ma le persone sono quelle che ti danno lo spessore, no? Che ti fanno entrare o che non ti fanno entrare in quel mondo. E io ho avuto la fortuna di incontrare delle persone straordinarie che mi hanno davvero proprio accolta nella loro vita, nel loro vissuto, e per cui mi sono sentita subito, insomma, una di loro. Io ho avuto il privilegio, invece, attraverso le persone che ho incontrato e che continuo a frequentare, sono quasi 40 anni che io ho amici, ho visto le generazioni, no, susseguirsi, sembra pazzesco. E queste persone mi hanno dato veramente la possibilità, l'occasione di accostarmi a questa cultura, e poi devo dire la verità, io in Sicilia ho trovato delle intelligenze straordinarie. Cioè per me, io non lo so se è i tanti strati che avete avuto, non so se è sicuramente ci sarà anche questo, ma davvero io ho trovato delle persone con un'intelligenza straordinaria, così affascinanti, ecco, affascinanti. Io sono fiera di essere trentina e mi porto addosso le mie montagne e me le porterò addosso finché vivo. Il mio amore per la Sicilia non è voler diventare una siciliana, perché io non potrò mai diventare una siciliana. E il giorno della premiazione, e qui credo che venga fuori un po' il mio essere trentina, cioè noi siamo insomma un po' orsi, no? E quando ci dobbiamo mettere in pubblico, insomma, abbiamo sempre un po' di patema d'animo.
e io ero emozionatissima. E non so se lei se lo ricorda, ma io me lo ricordo molto bene e io son scappata a un certo punto perché proprio non ce la facevo. Mi sembrava una cosa così straordinaria che venisse riconosciuto il mio amore per questa terra. Ecco, questo proprio mi ha, più che il premio, più che cioè non quello è la cosa che mi ha proprio toccato. Il fatto che venisse riconosciuto, la mia buona fede, ecco, il mio essere aver voluto proprio entrare dentro, no, questa terra, questa cultura. Quello mi ha davvero è stata una delle emozioni davvero incredibili. Mhmm, è come dire, è un lavoro che voi fate che è straordinario, perché è una memoria che rimarrà al di là di quello che ho scritto io, che insomma voglio dire è una piccola cosa, ma se guardiamo, no, la mole di lavori che vengono fatti, che vengono dati, che vengono presi in considerazione e tutti a tema la Sicilia, secondo me chi ha avuto l'intuizione di fare questo è davvero geniale, perché secondo me ogni regione lo dovrebbe fare. Cioè tutta l'Italia dovrebbe prendere esempio da questa cosa, perché la memoria è l'unica cosa che ci fa, come dire, è un patrimonio che non possiamo disperdere e questo è un modo bello, intelligente, coinvolgente, per far sì che le varie memorie, vengano custodite. Il lavoro che state facendo voi è davvero importantissimo e mi auguro che diventi il volano per altre persone, altre regioni, altre realtà, insomma, perché è così che si mantiene la memoria ed è così che si affronta il futuro, non dimenticando il passato, ma custodendolo. Per cui insomma è bello, insomma, davvero quello che fate, è importante.